Insediata oggi a Palazzo Ferrofini la Commissione Speciale d'inchiesta sul sistema bancario veneto, l'organismo del Consiglio regionale è composto da 9 consiglieri in rappresentanza di quasi tutti i gruppi. Ne fanno parte Alessandro Montagnoli, Franco Gidoni, Luciano Sandonà, Massimiliano Barisone e Sergio Berlato per la maggioranza. Per l'opposizione invece ci saranno Stefano Fracasso, Franco Ferrari, Simone Scarabel e Maurizio Conte, quest'ultimo nominato presidente. Di avere un quadro generale che ci permetta anche come istituzione regione, di rimettere in gioco anche il ruolo istituzionale per garantire il futuro, ma soprattutto anche dare un sostegno a chi in questo momento ha visto sparire i suoi risparmi, è in forte difficoltà anche appunto familiare e imprenditoriale e ha bisogno che le istituzioni siano al suo fianco. La commissione, che resterà in carica 2 mesi, prorogabili per altri 2, potrà convocare i vertici di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, gli organismi di garanzia e di controllo e i comitati degli azionisti. Potrà conoscere le modalità con cui sono stati offerti e ceduti i pacchetti azionari e obbligazionari, conoscere il numero dei soci e delle quote, il loro ammontare, i principali motivi della svalutazione dei titoli. E poi ancora le imprese che hanno nel proprio patrimonio le azioni o hanno ottenuto gli affidamenti, l'impatto dei nuovi piani industriali delle 2 banche sugli sportelli e sui dipendenti, il modello di governance che gli istituti intendono adottare. Oggi ci troviamo di fronte a uno scenario difficilissimo, veramente disastroso per le banche nel nostro territorio ed è per questo che come Movimento 5 Stelle noi chiediamo la massima chiarezza, massima trasparenza, perché bisogna tutelare tutte le persone che hanno i loro conti correnti all'interno delle banche.